Bentornati in diretta, 8:05 del mattino. Allora diamo subito il buongiorno alla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Alessandra Richetti. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivata. Allora l'abbiamo già citata Alessandra Richetti prima nella rassegna stampa, perché leggendo il giornale ma anche ripercorrendo quelli che sono stati i nostri servizi di ieri abbiamo parlato molto del tram Bio-Piscina, dando la notizia buona, no? Che finalmente arriverà la ripresa delle corse del tram la prossima settimana, ma ci sono anche tanti aspetti ancora da chiarire, su cui fare un po' di trasparenza. Questo che ha chiesto, no, ieri in commissione. Ma io sono molto felice dell'esito della commissione, è stata una commissione molto interessante. Il fatto che sia intervenuta tutta come da me richiesto, perché avevo sollecitato per questa commissione, è venuta tutta la Trieste Trasporti che poteva ragguagliarci sulle domande. A me non interessava tanto l'aspetto il tram riparte, ma proprio alla luce del fatto che sono state 9 anni di fermo e un anno molto faticoso, con vari incidenti, varie sospensioni, ripartenze, mi sembrava importante venisse fatto chiarezza su come si intendeva procedere e se era in vista altri lavori. Cioè io sapete che punto sempre sulla questione certamente della trasparenza, ma anche dell'importanza della pianificazione. Certo. No? E quindi, per chi non se lo ricorda, un paio di mesi fa avevo fatto degli accessi di atti rispetto alla gestione del tram di Opicina e avevo appreso con un certo inquietudine che la Regione, in un suo parere tecnico, avrebbe richiesto, cioè non avrebbe, ha richiesto, perché il parere ce l'ho in mano, ha richiesto la sostituzione dell'intero binario. Ora, ammetto che quando l'ho letto c'è stato un attimo di... sì, perché insomma, a parte che il passaggio che si ritrova in questo documento, ho cercato un attimino di approfondirlo, ma non c'era il tempo perché tante erano le domande che mi interessava venissero chiarite. Il passaggio in particolar modo diceva che negli ultimi periodi erano stati fatti degli interventi non congrui. Diciamo che questo apre un altro capitolo, un'altra storia che infatti è stata un po' anche recepita in Consiglio durante la Commissione, quando si è richiesto maggiormente rispetto il dover rifare nuovamente i binari. E come appunto io ho esplicitamente richiesto poi, in merito a questo, alla Trieste Trasporti, la Regione aveva chiesto di presentare un progetto entro il 30 di giugno con anche la copertura finanziaria di questo, perché capirete anche voi che rifare tutto il progetto è un costo significativo in termini di denaro, ma anche in termini di impegno, di fermi e così via. Purtroppo su questo non ho avuto che una risposta, che la Trieste Trasporti non è stato in grado di produrre questo progetto entro il 30 di giugno e probabilmente lo presenterà verso ottobre. Naturalmente continuerò a seguire la cosa, a quel punto non potevo sapere senza il progetto, non potevo farmi dire quanto tempo sarà il fermo, quanto ci vorrà, insomma, quanto ci vorrà. Rifare tutto. No? Ci hanno rassicurato che in una prima analisi, io dico prima perché se non hai il progetto è un po' difficile fare una valutazione economica,
la Trieste Trasporti ha avuto un'idea che dovranno essere pigliati una ventina di milioni per per tutta la gestione che comporta sia la parte di rifacimento del binario, ma poi ci sono tutta una serie di lavori che adesso non entro nel tecnico perché insomma che corrispondono alle vetture. Si legge appunto le vetture da revisionare, i deviatori da sostituire, la linea aerea di contatto da rinnovare, i binari su cui si è lavorato per anni da smontare, rimontare, rifare no? e da capo. Proprio... Quello che è venuto fuori sia dalla Regione ma anche ieri nella Trieste Trasporti è che mancherebbero le competenze specifiche per un'opera così storica. Allora io ritengo sia importante che andiamo verso a una valutazione di come in qualche maniera mantenere un'opera che chiaramente ha delle componenti storiche, ha delle componenti affettive e lo sappiamo bene, i triestini sono molto attaccati al tram di Opicina, ha delle componenti anche turistiche perché tanti desiderano anche poter salire sul tram perché è molto caratteristico, è un'opera praticamente unica, però deve avere anche un profilo di sostenibilità, ecco, insomma. Quindi dobbiamo ragionare sia, a mio avviso, e ho sollecitato in questo senso il Comune rispetto ai fondi, di individuare, e lo ribadisco qui, se ci sono dei percorsi anche storici rispetto alla tutela di un servizio di questo genere. Certo che va approfondito, insomma, perché è chiaro che serviranno dei fondi. Sulle dichiarazioni della Trieste Trasporti, che il servizio, c'era anche il Presidente Marzi, che il servizio pur se amato non è molto utilizzato, io non posso che fare quello che ho fatto, cioè richiedere che mi vengano consegnati i dati sull'utilizzo statistici. Avevo anche chiesto esplicitamente di spiegare se il Comune, se diciamo un servizio che è così interrotto comporti un numero di ore che possono essere utilizzate per altre linee. Mi è stato detto che le linee che hanno sostituito, quelle su gomma, che hanno sostituito il tram, hanno ampiamente coperto quello che è il dovuto in termini di chilometraggio da parte della Trieste Trasporti come impegno per il servizio che deve ogni anno presentare. Si è parlato anche in qualche modo, comunque si torna a parlare anche di fare magari un biglietto turistico per chi viene da fuori, vuole visitare la città e vuole vedere questa attrazione turistica, perché lo è di fatto, e i residenti, così come già si fa ad esempio sul Delfino Verde, no? Certo. Per i residenti in Friuli Venezia Giulia c'è la differenza di tariffa, insomma, per viaggiare. Lo trovo fortemente interessante. Nel senso che è opportuno che si vada nella direzione anche di valorizzare dal punto di vista turistico. Tante potrebbero essere anche le cose che mi vengono in mente che si potrebbero fare in quell'occasione, anche utilizzando delle risorse che abbiamo qui in locale, per esempio. Abbiamo un sacco di attori di teatro locali che potrebbero anche animare le salite, perché comunque c'è un certo tempo per poter fare, no? È storico e potrebbe anche una rievocazione storica in abiti, insomma di idee ce ne potrebbero essere veramente tante. Lo ritengo importante, sempre però veramente tutelando e ricordando, a mio avviso, perché su questo a domanda precisa
insomma, il fatto che l'interruzione abbia portato dei disagi per alcune zone della città che non sono in qualche maniera servite da gomma, per me questo è reale. Mi sembrava che ci fossero così, che traspariva da parte della Trieste Trasporti una perplessità su questo problema e quindi diciamo che affronteremo in maniera scientifica, nel senso attraverso i dati, poi la questione. Io ho l'evidenza di più persone che mi segnalano sia problemi da parte di Opicina, ma anche di altre zone che non venivano proprio servite da alcun mezzo, anche se è stata potenziata la 64, cioè indifferente, però il fermo comunque comportava dei problemi di gestione degli orari. Ogni tanto qui in Italia ci dimentichiamo che gli orari così che siano ben costanti e certi sono utili per chi lavora e per chi ha degli impegni o anche deve prendere delle coincidenze che magari sul Carso diventano veramente complicate se ci sono dei ritardi. Infatti, è proprio su questo Maria Grazia interviene con una mail, dice: ovvio che un servizio a singhiozzo può essere solo utilizzato a singhiozzo, certo. Perché è poco affidabile, si faccia manutenzione come una volta per scongiurare fuoriuscite dei cavi e l'utenza magicamente aumenterà, dice Maria Grazia. È possibile, insomma, questo che dice la signora? Allora, mettiamola così, allo stato delle cose io volevo attraverso questa richiesta di convocazione di commissione capire se la riapertura era la fine di un brutto periodo o se si apriva un'altra stagione. Ecco, si aprirà un'altra stagione, si aprirà un'altra stagione, non c'è storia, perché nel momento stesso che è stata confermata la mia richiesta di chiarimento su questo aspetto di rifacimento dei binari, e su come siano, viene da fare degli approfondimenti. Secondo me è assolutamente importante che il Comune si muova in questa direzione, perché se ci sono delle responsabilità è giusto che emergano e è giusto anche che qualcuno paghi. Scusate. Assolutamente. Allora, io ringrazio tantissimo la signora Consuelo che mi manda una bellissima mail piena di complimenti, la ringrazio davvero di cuore, fa piacere insomma ricevere tutto questo apprezzamento, e poi mi piace concludere la conclusione insomma della sua mail, dice: da donna a donna, lavoratrice di ruolo da quasi 42 anni e viva il potente sesso femminile. Insomma, coinvolgiamo anche la nostra ospite, anche lei è donna lavoratrice, quindi è bello insomma questa sorellanza insomma, che si crea. Sì, no? infatti Ci è fa molto piacere, bella. la ringrazio. Non è scontata per nulla. È vero, non è per nulla scontata, ci fa piacere, la ringraziamo. Un'altra telespettatrice che però non vuole essere citata perché dice: ho ricevuto minacce, dice: buongiorno, complimenti alla sua ospite, è una brava persona e di parola, qui a Ponziana nel giardino la situazione non cambia, le racconterò se trova 5 minuti in privato, saluti. Ci dispiace intanto se è stata minacciata, quindi immaginiamo una situazione difficile, speriamo insomma che non sia situazione di pericolo, perché altrimenti io le consiglierei magari di rivolgersi immediatamente. all'ordine. Lo dico in tutte le circostanze, per le situazioni serie, personali, ma anche in altre situazioni. Io vedo che tante volte si ha l'abitudine di utilizzare social e altri mezzi, invece è fondamentale proseguire utilizzando quelle che sono le risorse più scontate. La polizia più locale dovrebbe essere la più scontata a affrontare se ci sono delle problematiche, o in caso di problematiche serie
anche rivolgersi carabinieri, polizia di Stato e così via. Certo. Ma anche nelle emergenze di tutti i giorni, tanti fanno, come dire, si lamentano sui social, invece è più importante un atteggiamento che utilizzi. Se vuole poi sì, ci sentiamo, le sì. invio la mail della signora, così riuscite magari a mettervi in d'accordo se si sente magari un po' più così in confidenza con la sua persona. Allora, una telefonata la sentiamo, buongiorno, allora chi c'è in linea? Buona giornata. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno Gino. Sul discorso del tram di Obstina e del percorso, io ricordo che hanno fatto arrivare una macchina dalla Francia, una macchina speciale che è costata una marea di soldi, che con questa macchina hanno sostituito le traversine che erano prima, poi sono stati sostituiti i binari che addirittura, essendo binari di una certa forma, erano solo costruiti, mi pare, in Austria, e quindi c'è stato tutto un rifacimento proprio che è durato 8 anni, però che ha interessato la sede dei binari. Quindi non capisco oggi cosa si vuole fare. Non capisco cos'è da fare ancora. Cosa manca, però, è arrivata una macchina speciale che poi è stata anche mantenuta, mi pare, ferma in caso che se potesse servire successivamente per allinearli di nuovo, eccetera. Cioè, hanno fatto di tutto. Cioè, non capisco. Forse sarebbe opportuno staccare questo servizio della Trieste Trasporti e fare un'azienda a parte che si specializzi sul problema, perché a questo punto mi pare che è evidente che non c'è capacità tecnica di gestire questa roba che è stata costruita in un anno e che non sono bastati 8 anni per rimetterla in sesto da un incidente quando era già funzionante. Veramente. Mi dica cosa devono fare su questa sede. Grazie. Grazie Gino. Gino dice cosa manca e non si capacita. Allora, insomma, la situazione è un pochino più complessa, nel senso che i lavori erano stati dati a una azienda che di fatto, la Vitale One, insomma, per chi si ricorda, che di fatto non aveva le competenze specifiche per agire in quel tipo di, su quel tipo di struttura, insomma, diciamocelo. C'erano state anche delle problematiche di cantiere notevoli. Se vi ricordate, erano arrivate persino alla stampa rispetto anche le dimissioni di del direttore dei lavori, insomma era stata una situazione un pochino travagliata. Finito quei lavori, la Sfisa aveva definito che i lavori fatti non corrispondevano a quelli del progetto. E questo secondo me la dice tanto lunga. E questo quello che si ricorda il Signore che ha delle conseguenze. Secondo me io lì inviterei il Comune ad approfondire, no? Perché di fronte a una Sfisa che ti dice non corrisponde in qualche maniera, si discosta, adesso le parole, guardate, però insomma si discostava dal progetto, insomma è un po' delicato. Tanto è vero che a quel punto, come si ricorda il Signore, sono intervenute altre aziende per cercare di ripristinare quelle che sulla carta erano pochi millimetri per cui si discostava, ma il progetto definiva che dovevano avere determinate caratteristiche, quindi se usciva da quelle caratteristiche non era congruo. Se volete, la stavo cercando, ho anche
magari alla prossima pausa la cerco e poi leggo il passaggio. Tra l'altro c'è anche un'altra telefonata, magari la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno. Ascolti, io vorrei dire una cosa del tram. Il tram, quando parte da Officina, deve andare in piazza Oberdan, non prima della piazza, deve andare in piazza Oberdan, dove c'è proprio la sua sede, che la gente vede il tram dov'è. Certo, avete capito? E allora quel pezzo lì, che saranno 50-100 metri, non l'hanno ancora toccato in 8 anni, lo vogliono metterlo a posto. Io dico una cosa, ma stanno facendo i lavori a metà. Sono 8 anni e tra l'altro dove c'è la fermata della 4 c'è un buco tremendo, anche l'auto arriva lì e fa dei movimenti strani. Bisogna mettere a posto queste cose qua. E vi ricordate che il tram deve andare in piazza Oberdan, non quella fermata che è veramente anche ridicola. Ha capito? In tanti anni cosa stanno facendo? Stanno solo mangiando soldi e basta. È una cosa vergognosa. Il tram serve anche per la gente che abita a Officina, è molto importante. Non solo turistico, è importante anche per la gente che vive a Trieste, che vive a Officina. Capito. Io vi ringrazio e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. È arrabbiato il nostro telespettatore, piuttosto accalorato. Condivido il calore con cui ha detto le cose e condivido tutte le affermazioni che ha fatto, nel senso che concordo, la naturale punto di partenza deve essere piazza Oberdan per tanti motivi. Uno, la visibilità. 2, perché c'è effettivamente la struttura della partenza, ma diciamocelo. 3, perché la partenza in quel luogo favorisce quello che è il commercio, che da sempre si appoggiava anche a quella struttura. Quindi diciamo che è fondamentale che parta da quel luogo. Sulle tempistiche, insomma, anch'io sono perplessa come mai in 8 anni, proprio perché si parlava che bisognava rifare quella parte lì, perché per tanti motivi, vuoi l'assestamento con gli archi dei fiumi tombati che ci sono sotto, lì era evidente anche rispetto a quello che si vede, un comune mortale vede, e quando continuavamo a sollecitare ci veniva detto che no, si sarebbe fermato per altri motivi in quel luogo. Certo che non è necessariamente mi sembra l'unica cosa in cui non sono d'accordo, mi sembra che abbia imputato alla Trieste Trasporti la responsabilità. Io ricordo perché per tutti questi anni non era in gestione alla Trieste Trasporti tutta la questione dei lavori, che è passata ben dopo, quindi diciamo che era in capo al comune quello che era, come sono state portate avanti, come è stato gestito l'appalto. Guardate bene, non sarò io a dire che gestire un appalto è una cosa semplice, no, è vero, però se la quasi totalità degli appalti a Trieste comporta dei problemi per cui tante volte si riparte a rifare tutti i lavori, qualche dubbio, qualche domanda, signori, uno se la fa, ecco, insomma, non è questione di essere così cattivi, è questione di vedere le cose e di fare 2 più 2, cioè c'è qualcosa che non sta funzionando, soprattutto nelle responsabilità. A livello di catena delle responsabilità. Quando c'è qualcuno che si paghi. Allora, una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Cade Franco. Allora, vi volevo intanto dire una roba, che mi pare che il cambio Opcina costa più dell'aereo presidenziale del Trump, però la mia domanda è proprio questa. Allora, se parliamo della galleria di Piazza Foraggi, il Trump, mi volessi capire, siamo partiti con una cifra per restauro, per quello che metteva in atto il cambio Opcina e la galleria, tante altre robe. Allora volessi capire, siamo partiti da 1, quanto abbiamo speso alla fine eventualmente dei lavori, perché sono i soldi nostri, no? Allora volessi capire,
se siamo partiti che costava €1, alla fine dei lavori, quanto ne costa tutto questo? E attenzione, negli anni in cui abbiamo avuto questi ritardi, che non penso che faceva, se fossimo stati in Egitto che ci fatto 60 piramidi in questi 8 anni, allora questo che voglio dire è quanto ne costano, quanto ne è costato queste opere che alla fine, diciamo anche qua, alla fine abbiamo visto anche i difetti alla fine dei lavori. Buona giornata e arrivederci. Buona giornata Franco e arrivederci. Allora, grazie della telefonata. Allora, che si faceva la nostra ospite con... Il signor Franco tocca un punto veramente importante. A me non preme solo l'aspetto di quanto è costato, ma di quanto, diciamo, proprio perché ci sono stati dei problemi di gestione dell'appalto, ci è costato in più di quello che sarebbe dovuto essere, è chiaro, in termini di tempo e anche, io se vi ricordate, quando ero presidente della trasparenza, avevo posto questo problema proprio attraverso una commissione su questo argomento, perché era stato previsto una nuova variante, come l'ho visto fare anche in altri, per altri lavori, una variante che a me lasciava qualche dubbio. Certo, io non sono un tecnico, però una variante deve prevedere che ci sia una condizione di eccezionalità, cioè non è che tu puoi dire prevedo un raddoppio del costo perché questa mattina mi sono svegliata e dico ho sbagliato nel fare i calcoli. Il codice degli appalti parla chiaro, devono essere condizioni eccezionali. Io in quelle voci non ho visto l'eccezionalità, perlomeno non in tutte. Allora, dobbiamo collegarci ora con il nostro Bernardo Gulotta, che vedo pronto dalla zona vicino alla regione, alla sede della regione in Piazza Unità, per questo incontro di cui abbiamo parlato prima nel corso della rassegna stampa con i ministri di Israele. Allora, buongiorno Bernardo, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno alla consigliera Richetti e tutti i telespettatori. Hai detto bene, siamo fuori dall'ingresso di Via dell'Orologio del Palazzo della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, dove vedete alle mie spalle c'è un gruppo di gente in protesta per questo incontro bilaterale tra i rappresentanti della Regione, il Presidente Federica in primis, ci sarà anche il Sindaco di Piazza e la delegazione in videocollegamento dello Stato di Israele, il Ministro degli Affari Esteri e l'ambasciatore d'Italia proprio di Israele, che oggi dialogheranno infatti sui rapporti tra i due paesi, le opportunità di sviluppo e tutto ciò che concerne anche la situazione internazionale. Come vedete adesso, anzi come sentite più che altro alle mie spalle, ha cominciato la protesta anche sonora. Prima erano semplicemente cartelloni e bandiere, adesso invece si stanno alzando i toni per quanto riguarda questo momento di protesta. Ve lo lascio sentire un secondo. Infatti, come sentite, ci sono cori di vergogna all'indirizzo dei rappresentanti israeliani. Adesso la polizia polizia e carabinieri sono messi. Il rabbino Meloni, giusto? Sì, dovrebbe essere, sì, ce l'avevo un po' distante, ma mi pare che fosse il rabbino Meloni, il rabbino Alexander Meloni di Trieste. Come dicevo, c'è. L'inquadratura era più stretta, sì. Sì, avete avuto forse l'inquadratura migliore, io ero di spalle proprio per vedere un attimo la protesta. Ci sono carabinieri e polizia, diciamo, a presidio di quello che è l'ingresso poi di Piazza Unità e in questo momento insomma la situazione comunque non sembra essere tesa per quanto riguarda questo momento di protesta. Le persone sono una quarantina circa e insomma le forze dell'ordine stanno tenendo sotto controllo, erano consapevoli probabilmente di un eventuale
presidio di dissenso e quindi insomma si sono poi posizionati adesso a perimetro del Palazzo regionale. Questo diciamo uno spaccato dell'incontro di oggi che comincia a breve, infatti noi ora ci scolleghiamo da qua fuori per andare a seguire infatti i lavori che si svolgono all'interno del Palazzo di Presidenza. Vi restituisco la linea. Grazie Bernardo Gulotta. Allora abbiamo visto anche qualche esponente insomma delle manifestazioni che abbiamo visto nei mesi scorsi pro PAL, quindi questo è l'incontro insomma contro il quale protestano appunto queste persone, come ci ha raccontato il nostro Bernardo. Il tema è piuttosto delicato, non è che sono contraria a un confronto con Israele. Quello che trovo che mi lascia perplesso è che si parla di confronto e di fatto confronto non è, e invece rappresenta una presenza istituzionale e una presenza istituzionale del governo di Netanyahu, che sappiamo essere coinvolto in quelli che sono stati definiti crimini di guerra, diciamocelo, e genocidio. Allora, ripeto, un confronto con Israele non è questo il problema, non è questo il problema. Ma un confronto presuppone che ci siano anche figure in qualche maniera che creano anche dibattito, invece c'è solo la presenza dei ministri, da quello che ho capito, sì, del governo peraltro, quindi non è un confronto proprio, come dire così, equilibrato, sì, non è un confronto intanto, non è proprio un confronto, invece a me sembra che sia una posizione molto delicata, crea una posizione molto delicata sia del presidente della regione che sarà presente, sia del sindaco di piazza. Ripeto, e continuo a ripetere perché che sia chiaro, non è il problema con Israele, con gli israeliani o come qualcuno vuole far passare con gli ebrei, che è una cosa ancora diversa. Non è quello il problema, ma il problema di impostare qui in una sede istituzionale un evento incentrato sul governo Netanyahu. Questo lo ritengo inaccettabile. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, piccola pausa, ci rivediamo fra pochissimo. Entriamo in diretta, allora 8:40 del mattino, siamo sempre in compagnia di Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale. Abbiamo anche una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi forse ha trovato il documento di cui parlava prima, il passaggio. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, buongiorno alla gentile ospite, un saluto a tutte e due. E in più un saluto anche a tutti i telespettatori di Tele4. Grazie, buongiorno. Allora, mi è piaciuta tanto diciamo, una frase che ha detto la gentile ospite, ha detto ma riguardo sugli appalti, perché se gli appalti sono fatti così qualcosa ci viene da pensare. Io volevo proporre un altro film dell'horror con regia il comune di Trieste. Molto così angosciante, no? Film horror, allora, aiuto. Com'è? Aiuto, dico, tremo. Aiuto, purtroppo un dato di fatto. Qua diciamo, qua c'è necessità proprio di mettere luce, perché su quello che sto a raccontare per me, dal mio punto di vista, è inquietante. Dopo magari sbaglierò, però politicamente parlando è qualcosa di veramente inquietante. Allora, il comune di Trieste ha fatto un bando di concorso per l'impiegato e fino a qua niente da eccepire. La legge della Repubblica Italiana, quella dove noi viviamo, cioè dove appoggiamo i nostri piedi, prevede che la partecipazione dei candidati ai bandi di concorso sia inerente ai titoli richiesti ai bandi di concorso. Se io bando in concorso richiede il diploma, devo avere il diploma, se deve avere la laurea, devo avere la laurea e così via dicendo, no? Più cittadinanza italiana e basta, quello che più pagare la famosa tassa di 10 euro, che quella lì discutibile, però in un contesto ci sta.
il Comune di Trieste ha pensato di aggiungere le modalità di partecipazione come obbligatorie. E qui io dirò solo due cose, perché se racconto tutto, chi mi ascolta penserà che io esageri. Allora io suggerisco di andare a vedere, perché è veramente un qualcosa di... Le modalità di partecipazione sono queste, di avere un wifi e di avere una stanza dedicata, più tutta un'altra serie di modalità di accessori che, ripeto, raccontarli fa senso proprio. Allora, uno, avere la stanza dedicata al bando di concorso e il wifi, e questo cosa implica? Già questo implica una discriminazione, perché se noi abbiamo un ragazzo laureato, 110 lode bacio accademico, però vive in camera cucina, questo non potrà mai partecipare. Ecco. Se noi invece abbiamo un blocco universitario, però magari con disponibilità finanziarie dovute, non so, industria, familiare, eccetera, eccetera, che lui può dedicarsi nella sua villa ad avere una stanza dedicata al bando di concorso e al wifi, allora cambia. Allora la selezione di personale non viene più per titolo, come prevede la legge, ma per merito economico. Ho capito. Poi, se voi andate in profondità, invito la richiesta a guardare le modalità, vedrà tutta una serie di richieste accessorie che sinceramente gridano vendetta a Dio. Grazie, buongiorno. Grazie, insomma questa è la protesta del nostro telespettatore su bandi. Mi era capitato effettivamente di sentire qualcuno che mi avesse già riferito di questa cosa, che anch'io ho trovato un attimino discutibile. Pensavo fosse stato solo un caso relativo a una situazione specifica, magari, tipo Covid o simili, però approfondirò. Grazie di avermela risottoposta. Grazie di averci ricordato insomma questa... Sì, concordo anch'io. C'è un altro aspetto. Avrà messo in difficoltà più di qualcuno, no? Questo tipo di bando, io faccio, qui ha parlato di bando per l'assunzione, io faccio una questione ancora più semplice, che è quello che mi preoccupa anche, ma è simile a quello che ha definito il signore telespettatore riguardo i biglietti dell'autobus. Il costringere ad andare verso una tecnologia che preveda l'utilizzo dello smartphone, l'avere un abbonamento al wifi o a internet, avere una carta di credito, avere tutta una serie di competenze tecnologiche, io lo ritengo non positivo, ecco, quindi eviterei che andassimo in quella direzione, perché mettiamo nelle condizioni che una persona che può acquistare il biglietto di un autobus per una corsa di 1,30 € o quello che è, indifferente a seconda del periodo delle tratte, se è online o se è cartaceo, perché costringiamo invece a fare una spesa costante di 30-40 euro come minimo al mese, insomma, che non è assolutamente legittimo, in più il biglietto. Allora, dicevamo prima invece per quanto riguarda il tram, leggo rapidamente. Perfetto. Quello che è il passaggio, perché sono due frasi. Il progetto originario dell'armamento del binario della funicolare non risulta reperibile. I numerosi interventi manutentivi, questo mi sembra importante, e revisionali, cioè tutto quello che è stato visto, fatto, come ha detto il signore, sono state smontate, montate, eccetera, occorsi in quasi un secolo di esercizio, impediscono di ricostituirlo. Il binario attualmente in essere sulla linea del funicolare presenta criticità per lo più derivanti dalla mancata coerenza nella logica ingegneristica degli interventi. Questa è una frase che ha acceso quantomeno un campanello d'allarme. Per cui la situazione non si ha un progetto unico del binario e poi continua, questa è la spiegazione del perché si richiede il... chiarissimo, insomma. E per quanto ci siano delle parole molto tecniche, di fatto sta dicendo che come attualmente il binario
non è coerente, quindi si richiede la sostituzione. Allora, ci scrive Renata, forse l'avete già argomentato, ma secondo me, dato che il percorso, sempre sul tram, è molto in salita del mezzo, bisogna limitare i passeggeri per ogni corsa. Inoltre è una vergogna aver incaricato una ditta non specializzata per il ripristino del tram. Ci sono 60 tecnici almeno in comune, hanno competenze, compiono il loro dovere anche di supervisori su interventi dati in appalto? Questo domanda Renata. Ne parlavamo un pochino prima, no? Però accende anche i fari su un'altra questione. Dice sì, forse bisognerebbe limitare il numero di passeggeri per corsa. Quello io lo trovo un po' strano, per tanto tempo ha funzionato, insomma per un secolo ha funzionato di fatto. Adesso negli ultimi 8-9 anni posso capire la difficoltà della Trieste Trasporti, che mi dice è una tecnologia e i pezzi di ricambio sono come dire, specifici, perché chiaramente capisco che siano specifici. Nel contesto della commissione, la Trieste Trasporti ha anche detto per mantenere come dire, funzionante, un tempo c'era una squadra, un'officina in loco, adesso si demanda all'esterno. Questo è un problema che, come dire, io sento molto forte, perché quando cominciamo a esternalizzare i servizi, cominciamo anche a perdere competenze. E questo fa sì, io lo vedo in vari contesti, anche quello universitario, nel momento stesso che si è deciso di non avere più in sede, cioè all'interno dell'università, determinati servizi e se li è dati all'esterno, magari commissionandoli a ditte e così via, si perdono le competenze, si perde il controllo e di fatto non c'è un risparmio. Il risparmio può sembrare immediato sui dipendenti, ma sul fatto che poi hai dei prodotti su cui non sai mettere le mani, quello è un bel problema. E quindi le competenze, secondo me, è un qualcosa su cui dovremmo lavorare in tutti i campi, quelli istituzionali, quelli delle nostre realtà. Allora, ci sono altre mail invece sulla manifestazione che abbiamo visto prima fuori dal Palazzo della Regione. Ci scrive Luca e dice qualcuno può spiegarmi perché sono 4 anni e mezzo che a parte pochi illuminati nessuno esprime opinioni sul macellaio Putin, mentre gli Stati Uniti e Israele sono costantemente nell'occhio del ciclone. Qualcuno mi spieghi perché non ci si batte per l'Ucraina allo stesso modo in cui ci si batte per la Palestina, vuole sapere il signor Luca, no? Allora, non entro così in discussioni di geopolitica, ho cercato di restare molto su quelle che sono le perplessità che sono non definite da me ma dalle Nazioni Unite, quindi da, come dire, delle realtà che sono più accreditate di parlare di questi argomenti. Nessuno discute che ci siano dei problemi anche per quanto riguarda quello che è la situazione russa, quelli che sono i diritti umani all'interno della Russia. Nessuno sta dicendo che quello. Noi stiamo dicendo che c'è un problema molto delicato, e chiamarlo solo delicato è veramente un eufemismo, che riguarda un tema che sappiamo bene qual è. Di fronte a un atto barbarico che è stato quello di un atto terroristico che riguardava 1000 persone, ci troviamo a delle morti che io ho perso addirittura il conto con il fatto che si affami una popolazione. Insomma, c'è una situazione un pochino delicata.
Allora, Maria Stella ci fa sapere che si tratta del concorso per facilitatore digitale, quello di cui parlava il nostro telespettatore di prima. Grazie. Quindi grazie Maria Stella, così magari riusciamo ad approfondire meglio. No? Sì. Mentre Marco Englaro ci manda la sua vignetta sul tram, vignetta del giorno, allora la vediamo subito. Forse il tram riparti, per scaramanzia che scrivessi disgrazia lungo la fiancata. Bella, molto carina. Una vignetta estiva proprio sul momento. L'importante è che sul lato del tram, della vettura, non sia scritto Tachitel tram. Tachitel tram, no, quello no. Perché sennò che quello potrebbe avere un significato anche politico. È vero. Allora, a proposito proprio di politica, ma anche di amministrazione, insomma di attività amministrativa, non vi state occupando naturalmente solo di tram in questo periodo. C'è stata anche l'approvazione delle variazioni di bilancio presentate dall'assessore Bertoli in Consiglio comunale proprio lunedì, no? Lunedì è venuta la variazione di bilancio che era a ratifica. Per chi non è avvezzo alle questioni dei bilanci, a ratifica vuol dire che il Comune ha già fatto delle modifiche e le presenta al Consiglio comunale, che non può fare altro che dire ok, abbiamo visto. Allora, il problema è che non è che abbiamo visto tutto. Adesso cerco di spiegarmi. Quando ho letto questo documento mi sono saltati agli occhi 3 opere che, diciamo, mi hanno lasciato un attimino interdetta. La prima, Magazzino 27 bis di Portovecchio. Sappiamo bene che in Portovecchio abbiamo un project che dovrebbe per il futuro, quello basato sul progetto della Costim, ma ci sono anche degli altri project che insistono su parti di Portovecchio. Per esempio quello per il Convention Center. Mm-hmm. Per Generali Convention Center. Sì, è quello delle Generali, quello che consente di fare degli eventi anche importanti. Rispetto a quel tipo di project, che è del 2018, era stato fatto questo accordo tra questo progetto per cui ci sarebbe stata la ristrutturazione di 3 edifici, il 27, il 28 e il 28 bis. E su quella base avremmo creato il project con le funzionalità che adesso, per i convegni anche scientifici e così via. Io trovo 4 milioni di euro su un 27 bis, che era un edificio che non fa parte di quel project. Allora, qual è il problema? Il problema è: per quale motivo mettiamo dei soldi senza che il Consiglio li possa discutere per modificare sostanzialmente le condizioni di un rapporto ben definito, che aveva comportato, a me sembra adesso a numeri, inizialmente erano stati per la ristrutturazione impegnati 5 milioni, ma dopo non ho seguito quella parte lì perché fa parte del mandato precedente e no? Quindi non ho seguito bene, quindi me ne scuso. Questa è stata la prima domanda, non ho avuto risposta. Il giorno dopo mi è stata data, e l'ho fatta quindi anche in Consiglio Comunale, una non risposta per me è una risposta. Il fatto che io ho fatto la domanda e l'assessore non mi abbia risposto per me è già una risposta. Il giorno dopo ho aperto un dialogo con gli uffici che approfondirò, perché questa cosa va chiarita. Sono soldi in più per un nuovo project, un'estensione del precedente. Tornerà alla carica, insomma. Torneremo alla carica. Il secondo tema sono dei soldi per riguardo a un contenzioso, una conciliazione, un possibile contenzioso, una conciliazione con
con dei cittadini del park in via Corelli, 650.000 euro. Caspita, non è una cifra da niente. Cosa è successo prima? È stata una delle domande. Perché siamo arrivati a dover tirar fuori 650.000 euro di fretta e furia perché i residenti non vadano per vie legali? Insomma, il mio compito di consigliera impone un controllo. E la terza, ci sono dei immobili urban che apparentemente non erano utilizzati pur o in maniera adeguata e che erano stati ristrutturati a suo tempo con quel progetto proprio pensando ai giovani. Ora sappiamo bene che a Trieste ci sono problemi di affitti che li hanno tutti. A me interessa tutelare le famiglie e i giovani soprattutto, ma insomma, e quindi diciamo che anche questo mi ha fatto sollevare un pochino. Io faccio solo una chiosa. Attenzione. Abbiamo fatto un mese fa l'assestamento di bilancio, dopo tre settimane arriva una variazione di bilancio. Insomma, mi sembra che ci sia poco previsione, che si cambi in continuazione, non è che possa essere definita questa un'emergenza se sono passate tre settimane solo. Insomma, non riuscire a pianificare per chi sta al governo da 10 anni, insomma, che i telespettatori facciano i loro ragionamenti. Traggano le loro conclusioni. Ci chiedeva ancora Aldo, buongiorno a lei, la sua ospite, la sua gentile ospite, domanda: chi assegna gli appalti, tecnici o politici? Proprio una domanda così. Colgo così la richiesta. Corretto. Gli appalti sono assegnati dalla parte tecnica. Però attenzione signori, se c'è un assessore al personale, se c'è un assessore ai lavori pubblici, se ci sono tutta una appunto di persone che sono responsabili in un determinato contesto, che forniscono le risorse, come abbiamo visto l'assessore Bertoli, e se le cose non funzionano non si può dire che sia colpa dei tecnici. Su questo sono molto chiara. Io continuo a pensare che sia colpa della politica, che fa sì che le cose non funzionino, non permettono o non agisce in modo che si trovi la soluzione. Se le cose non funzionano, io vado a chiedere ai tecnici di cosa hai bisogno. Come organizziamo per risolvere? Perché se i lavori sono stati fatti in via Ginnastica 2 anni fa, adesso io sono a andare, un anno fa, non 2 anni fa, sono stati fermi per 2 anni, questo è il contesto. Via Ginnastica è stata interdetta al traffico per lavori per un sacco di tempo. Adesso se vai in via Ginnastica sembra di andare sulle montagne russe del Luna Park. Signori, lì c'è un problema, cioè, i lavori durano poco, devono essere rifatti, c'è qualcosa. Gli assessori stanno dando indicazione di risparmiare? Questo non sarebbe un risparmio, è una domanda retorica, ma giusto per far vedere la responsabilità di chi governa. Politica, di chi governa. Allora, grazie Alessandra Richetti, torni a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Mi farà piacere buona giornata, incontrarvi di nuovo. Buon lavoro ancora.